1081 interventi per aiutare 1225 persone. Sono i numeri dell'attività del soccorso alpino e speleologico veneto nel 2024. Il 40% delle persone soccorse era illesa, escursionisti che hanno affrontato la montagna senza la dovuta consapevolezza. Il 96% di chi va per sentieri non è assicurato. Il lavoro del soccorso alpino è dunque un lavoro molto impegnativo, per questo la Regione Veneto ha deciso di stanziare per i prossimi 3 anni 3 milioni di euro, rinnovando la convenzione in essere con un incremento di 150.000 euro all'anno. La responsabilità è fondamentale, guardi, per se stessi e anche nei confronti dei soccorritori che rischiano magari di perdere la vita a causa delle responsabilità di qualcuno. In montagna si va attrezzati, informati e rispettando tutte le regole. L'altro dato ci dice che il 96% delle persone soccorse non erano assicurate. Un'assicurazione, ricordiamolo, agganciandosi magari a un'associazione tipo il CAI o altro, costa 30, 20, 30, 40, 50 euro, ma ci permette di andare in montagna in sicurezza, quindi l'appello che faccio è: evitate di pagare i conti e assicuratevi. Uno deve affrontare la montagna in maniera preparata, perché come dicevo prima si sente spesso parlare anche di montagna assassina. La montagna non è assassina, la montagna bisogna rispettarla, ecco. Le sanzioni funzionano? Ma guardi, io credo che sicuramente sono utili, direi che però non dovremmo arrivare a far sì che siano le sanzioni a funzionare, ecco. Deve essere proprio un discorso di responsabilità, di mentalità nell'affrontare la montagna, ecco. La vecchia, ormai superata, legge regionale 33 del 2007 che scrissi io. Per la prima volta il Veneto si era dotato di una legge regionale che dava dignità al soccorso alpino e speleologico del Veneto. Credo fosse un'iniziativa doverosa, perché stiamo parlando di un volontariato, con tutto rispetto per chiunque svolga attività di volontariato, con la V maiuscola, perché loro mettono a rischio la loro incolumità per salvaguardare l'incolumità di altri. Ovviamente il richiamo ai cittadini è quello di approcciarsi alla montagna nella maniera corretta.